La comunità ebraica di Varsavia, la memoria della Shoah, l'unità per Israele, le preoccupazioni per l'antisemitismo strisciante. Il presidente eletto Nerinchevich ai microfoni di Est-Ovest incita l'Europa a rimanere unita nel contrasto all'imperialismo di Putin. Kasia Smutniak firma la regia di Mur, documentario sul dramma degli immigrati bloccati al confine fra la Polonia e la Bielorussia. La Slovacchia è un paese della NATO, ma il governo e buona parte dell'opinione pubblica considera con simpatia la Russia. Le ricerche archeologiche nell'area di Siponto, un'occasione per integrare profughi che le guerre hanno portato in Puglia. Pregano alla sinagoga di Nojek gli ebrei di Varsavia a un mese esatto dall'attacco di Hamas. Le bandiere bianche e blu di Israele decorano quello che è l'unico tempio rimasto nella capitale polacca dalla Seconda Guerra Mondiale, quando oltre 400 sinagoghe o case di preghiera vennero distrutte. Rasa al suolo dai nazisti fu la sinagoga grande di Varsavia, era il maggio del 1943 e diversamente da quanto accadde per buona parte della città, la sinagoga non venne mai più ricostruita. Al suo posto oggi uno dei tanti grattacieli. Ecco che la comunità ebraica di Varsavia ha ritrovato nella sinagoga di Nojek il principale luogo di culto. Qui assistiamo alla toccante testimonianza del figlio di un uomo anziano preso in ostaggio e ancora nelle mani degli uomini di Hamas. Il rabbino capo, l'americano Michael Shudrich, che attesta i cuori in Israele, si rifiuta di parlare di guerra. Questo è puro terrorismo, dice. We have enemies and we have war. Abbiamo nemici e abbiamo una guerra in corso. Ma in una guerra c'è un esercito che attacca un altro esercito. Quello che Hamas ha fatto un mese fa non era guerra. In una guerra non uccidi più di 200 giovani che stanno andando ad un concerto. In una guerra non rapisci una nonna sopravvissuta all'Olocausto. In una guerra non uccidi intenzionalmente oltre 40 bambini, di cui alcuni decapitati. Questa non è una guerra, questo è terrorismo. Con i suoi 450.000 ebrei, il ghetto di Varsavia era il più grande d'Europa. Sopravvisse solo il 10% agli orrori delle deportazioni e della guerra. Ma oggi, dice il rabbino, la capitale polacca è un luogo sicuro per gli ebrei. Eppure, anche qui sono serrati i controlli al tempio. Anche noi siamo stati fermati dalla polizia entrando e proprio mentre eravamo lì è stata scoperta una svastica incisa nei giorni precedenti nelle panchine della sinagoga, dicono, forse da turisti o visitatori. La Polonia, per varie ragioni, almeno finora, grazie a Dio, è il luogo più sicuro d'Europa per noi ebrei. Abbiamo una comunità araba molto piccola a Varsavia e con i musulmani polacchi abbiamo un ottimo rapporto. Ci sono alcune persone che sono pro-Palestina e hanno tutto il diritto di esserlo. Ci sono state anche alcune manifestazioni, ma niente di simile a quanto abbiamo visto a Londra, Parigi o negli Stati Uniti. Se 20 anni fa solo 1 migliaio di persone a Varsavia diceva di essere ebreo e 10 anni fa 7.000, nell'ultimo censimento le radici ebraiche sono state rivendicate da oltre 16.000 persone. Nel tempo, dice Marta Sarazen, direttrice della comunicazione del JCC Jewish Community Center, la comunità ha ritrovato il coraggio di dichiarare le proprie origini. Ho la speranza e vivo nella convinzione che i membri della nostra comunità stiano diventando sempre più, radicati nella loro identità e sempre più liberi nel sentirsi ebrei. E questa maggiore facilità nel dichiarare il proprio essere ebrei al censimento può derivare proprio da questo. Orgogliosa è lei che fin da bambina è impegnata a tramandare tradizione e cultura ebraica, anima e motore di questa colorata palazzina nel cuore di Varsavia che festeggia a giorni i 10 anni d'attività.
Centrum Społeczności. Si tratta di un vero e proprio centro di comunità ebraico, inteso in senso molto ampio. Invitiamo cioè tutti, non solo i membri della nostra comunità, non solo le persone che hanno origini ebraiche, ma anche le persone che non hanno alcun legame con la comunità, ma che sono interessate alla nostra storia e cultura. Tak jak Żydowski Dom Kultury. Dal castello di Riga, che sovrasta la città vecchia, sede della presidenza del paese, il punto di vista sull'invasione russa dell'Ucraina non è esattamente lo stesso che nel resto d'Europa. La Lettonia, che ha sperimentato sulla propria pelle mezzo secolo di occupazione sovietica fino al 1991 ed è membro dell'UE e della NATO dal 2004, ha il nervo scoperto. A capo del paese baltico dal luglio di quest'anno il presidente Edgars Rinkēvičs è espressione del partito di maggioranza parlamentare liberal conservatore Unità e da sempre uno dei più fermi sostenitori dell'importanza di una difesa comune contro la Russia. The perception, the understanding of the Russian policy. La percezione della politica russa a Roma, Berlino, Parigi o Londra non è più la stessa di 5 anni fa. In generale le nazioni europee hanno capito che l'aggressione russa dell'Ucraina è un problema serio per tutti noi. Qui noi abbiamo un background storico, per questo riusciamo a capire l'Ucraina e la Russia meglio di voi. Lei pensa che gli altri paesi europei abbiano sottostimato la minaccia del Cremlino? Ricordo che prima del febbraio 2022, quando erano chiari i segnali che la Russia avrebbe davvero attaccato l'Ucraina, c'era molto scetticismo in Europa. Direi che c'è stato un tempo in cui nessuno ci stava a sentire o ci prendeva sul serio, ma subito dopo l'invasione tutti hanno detto vi avremmo dovuto ascoltare. Ora è un momento diverso. Noi diciamo che bisogna aiutare l'Ucraina con ogni mezzo, dando armi, munizioni. Noi non crediamo a nessuna idea russa di accordo cessate il fuoco, perché tutti gli accordi sono stati violati dalla Russia. Lei è spaventato dalla minaccia russa al confine? Non sono pagato per essere spaventato o preoccupato. Devo fare del mio meglio perché ci siano tutte le garanzie di sicurezza. Abbiamo reintrodotto la leva obbligatoria, aumenteremo le spese militari al 3% del PIL entro il 2027. Stiamo discutendo come rafforzare il nostro fronte orientale. Da quasi 7 anni abbiamo sul nostro territorio le truppe NATO, compresi i militari italiani, e ora stiamo discutendo con i partner dell'Alleanza Atlantica di aumentare la loro presenza. Insomma, stiamo prendendo tutte le misure necessarie per scoraggiare qualunque minaccia dalla Russia. Eppure c'è qualcosa che disturba il sonno di molti a Riga e non solo. 1/3 della popolazione lettone è infatti di lingua, origini o etnia russa. La regione sudorientale della Latgalia è abitata quasi esclusivamente dalla corposa minoranza. Già dopo la prima aggressione russa in Donbass nel 2014, la paura del replicarsi lì di uno scenario analogo ha fatto suonare i campanelli d'allarme nell'Alleanza Atlantica. The eastern part of Latvia or Latgale, it is a bit complicated. La Latgalia è una regione complessa, ci sono questioni economiche, sono vicini al confine orientale, subiscono la propaganda russa e bielorussa, ma anche se molti non sono grandi supporter dell'Ucraina, non credo proprio che vorrebbero qui un altro Donbass o una guerra. Un tessuto complesso che negli anni ha più volte posto la Lettonia sotto la lente di organizzazioni internazionali per dubbi sulla piena tutela dei diritti civili della minoranza, dall'uso e insegnamento della lingua russa al diritto alla residenza nel paese, offrendo spesso anche un argomento alla propaganda di Mosca. La minoranza russa è stata sempre trattata secondo i più alti standard internazionali previsti dalla Convenzione europea sui diritti umani. Certo, c'è chi si lamenta comunque, ma posso dire che sono stati sempre trattati bene. Ora stiamo cercando con delle riforme di allontanarli dalla propaganda russa. Abbiamo chiuso molti media del Cremlino, purtroppo però non siamo sempre così bravi a sottrarre ognuno di loro all'influenza dei media russi. Sì, ce ne accorgiamo di tanto in tanto. Un muro di filo spinato, poliziotti e soldati a presidiarlo, migranti che cercano un futuro, dolore ma anche la solidarietà di molti giovani che aiutano gli ultimi. Questo racconta Mur, documentario sulla barriera che la Polonia ha costruito al confine con la Bielorussia per impedire l'ingresso dei migranti che il dittatore bielorusso Lukashenko indirizza verso Occidente. A firmare la regia è Kasia Smutniak. Al centro della mia storia c'è un muro che l'anno scorso era ancora in costruzione, ora è finito,
E devo dire che io, essendo nata 10 anni prima della caduta del muro di Berlino, quando ho sentito che nel mio paese si stava costruendo un muro, ho voluto analizzare anche il passato e analizzare la mia ossessione per i muri, per le divisioni. Se dovessimo scegliere, no, una fotografia dei nostri tempi adesso, un'unica fotografia, una specie di istantanea, probabilmente un muro, paradossalmente, potrebbe essere un buon soggetto. Abbiamo incontrato Kasia Smutniak sulla piazza Transalpina, piazza comune di Gorizia e Nova Gorica, un luogo che fino a qualche decennio fa era diviso da una frontiera. Le due città, slovena ed italiana, insieme nel 2025 saranno una delle capitali europee della cultura. Kasia Smutniak documenta però il paradosso di un'Europa che sembra volere innalzare nuovi muri. Sembriamo dei cricetini che stanno rifacendo lo stesso giro sulla ruota ed è evidente che le divisioni non hanno senso, no? Ma questo è il mio punto di vista, io che ho vissuto le divisioni sulla propria pelle, e chi ha vissuto dall'altra parte del muro anche solo per poco tempo è più ricettivo, più attento ai primi segnali delle nuove divisioni. Dall'inizio della guerra in Medio Oriente, 11 stati europei, tra questi l'Italia, hanno sospeso il trattato di Schengen e reintrodotto il controllo dei documenti ai confini. Kasia Smutniak, nel suo film, racconta il dramma dei profughi respinti nella terra di nessuno tra la Polonia e la Bielorussia. Racconta però anche un movimento di solidarietà organizzato dai giovani polacchi. Negli anni siamo anche un po' abituati a ripetere sempre la stessa cosa, gli eroi non ci sono più, viviamo in un mondo disilluso, chiuso, non attento. Ecco, non è così. Io ho voluto raccontare delle persone normali che fanno delle cose straordinarie, questo per raccontare una cosa che non è legata solo con il nostro presente, ma soprattutto con il passato. Un passato che ritorna, che in qualche maniera è nel nostro DNA. E semplicemente, ecco, la cosa che ci insegna a noi polacchi proprio dall'inizio, la parola più pronunciata dove si fa proprio un uso specifico è proprio l'ospitalità. E allora l'ospitalità è stata messa in discussione, è stata tirata fuori quando è scoppiata la guerra in Ucraina, no? Con l'accoglienza di massa di milioni di rifugiati che scappavano da una guerra, ma è stata messa in discussione rispetto agli altri rifugiati che scappavano da altre guerre. La guerra in Ucraina sta polarizzando la società slovacca, in particolare l'accoglienza dei profughi ucraini, che sono molto spesso donne e anziani, risulta una questione problematica. Uno dei più autorevoli sociologi slovacchi, Michal Vašečka, che guida il think tank del Bratislava Policy Institute, ci dice che dai dati in loro possesso, oltre la metà della popolazione slovacca ritiene che Bratislava stia spendendo troppo per l'accoglienza. La popolazione slovacca ha un atteggiamento nei confronti dei rifugiati ucraini molto più negativo rispetto a quello dei polacchi, dei cechi e anche degli ungheresi. Su questo tema la società slovacca sta deviando dalle posizioni degli altri paesi dell'Europa centrale. Stando ad alcune ricerche, oltre la metà degli slovacchi è convinta che la responsabilità della guerra in Ucraina è da ascrivere alle politiche statunitensi. Come ci spiega questo atteggiamento? Let me reveal unpleasant truth about Slovakia in this sense. Mi faccia rivelare alcune verità scomode a proposito della società slovacca. In questo momento, stando ai vari sondaggi, si sta rivelando la società più anti-americana dell'Europa centrale e al contempo quella che guarda con più favore alla Russia e a Putin. Pensi che prima dell'aggressione russa all'Ucraina, Putin era più popolare in Slovacchia che in Russia. Le ragioni alla base di questi atteggiamenti sono diversi. Innanzitutto in Slovacchia è molto forte il sentimento panslavistico, cioè quello che crede in una sorta di alleanza sovranazionale degli stati slavi. Questo, a mio avviso, è frutto anche del sistema scolastico e quindi non tende a diminuire.
Inoltre le aspettative dalla transizione nel 1989 in Slovacchia erano inferiori rispetto alle rivendicazioni degli altri paesi centroeuropei e parte della popolazione conserva un ricordo relativamente positivo dell'era comunista. Sottolineo relativamente positivo. Una parte della popolazione è inoltre sensibile al fascino del leader autoritario che governa e decide senza le discussioni del Parlamento e le istanze della società civile. Non rappresenta certamente la maggioranza, ma evidentemente contribuisce ad allontanare la società slovacca dalle posizioni degli altri paesi centroeuropei. In Slovacchia il movimento negazionista del Covid era ben presente. Secondo lei c'è una connessione anche con il sentimento pro-Putin? Clearly, another reason of pro-Russian. Assolutamente. Il sentimento cospirazionista è molto presente nella popolazione e quando si crede a una cospirazione non è difficile poi credere anche ad altre cospirazioni. Noi siamo certi che almeno per quel che riguarda la Slovacchia una correlazione tra quanti negavano l'esistenza del Covid oppure credevano che fosse una pandemia orchestrata dalle case farmaceutiche e coloro che sostengono che siano state le politiche statunitensi a portare alla guerra in Ucraina è molto forte. La disinformazione russa che arriva dall'ambasciata, ma anche dai siti e dai social media russi, trovano in Slovacchia un bersaglio facile e ne approfittano. Siamo nell'area archeologica di Siponto, a pochi chilometri da Manfredonia. Siponto fu un'importante colonia romana e poi nel Medioevo una delle prime sedi vescovili con una basilica paleocristiana riprodotta con una rete elettrosaldata zincata dall'artista contemporaneo Edoardo Tressoldi. Un'area che continua a riservare sorprese grazie ai lavori di scavo condotti dalle università di Bari e di Foggia in collaborazione con il Ministero della Cultura. Professore, queste sono le tracce che avete portato alla luce. Sì, siamo nella fase medievale, quella finale di Siponto, che nasce come colonia romana nel II secolo a.C. E per la prima volta avete coinvolto nei vostri scavi anche dei profughi. Com'è andata questa esperienza? Molto bene, una grande sperimentazione, anche molto complicata, molto difficile, che punta a cercare di stabilire un contatto tra l'archeologia, tra la storia stratificata e la comunità locale, nella quale entrano a far parte nuove figure provenienti da civiltà, da luoghi molto diversi, e quindi cercare di stabilire una connessione tra la storia di questo luogo nel quale loro si trovano a vivere e la loro storia. Nel progetto quindi sono stati coinvolti una trentina di profughi provenienti da Afghanistan, Ucraina, Egitto e altre nazionalità. Nell'anno 2008 ho lasciato Afghanistan, sono andato in Iran, da Iran in Turchia, da Turchia in Grecia, poi con nave sono arrivato in Italia nel 2009. Quanto è durato questo viaggio? Più o meno un anno. Hussein ora lavora per la Caritas come mediatore culturale, aiutando connazionali come la famiglia di Farzana Shakib, che certamente non avrebbe potuto continuare a studiare sotto il regime talebano. Siamo arrivati in Italia in aereo con corridoio umanitario della Caritas italiana. Adesso io studio a Foggia economia. E hai collaborato anche tu a questo progetto? Sì, anche io ho lavorato in questo progetto. Io ho lavorato con i professori o gli studenti. E con Farzana sono stati coinvolti nel progetto anche i suoi genitori. Io sono appassionato di storia, in Afghanistan facevo il giornalista e lavoravo per un'associazione culturale. Come mi piaceva approfondire la storia del mio paese, così ora vorrei conoscere la vostra storia. Poi c'è Giulia, profuga giunta dall'Ucraina lo scorso anno. In Ucraina ho finito economia aziendale, poi lavoravo in fabbrica, preparavano il confezionamento dei giocattoli. Giulia è assistita dalla cooperativa Med Training che si occupa di seconda accoglienza. Eroghiamo a tutti i nostri beneficiari dei corsi personalizzati che poi saranno necessari nel mondo del lavoro di oggi. Il progetto, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa, considera il patrimonio culturale come elemento di pace e di incontro fra culture diverse. Fondamentale anche il ruolo svolto dalla Caritas.
La Caritas diocesana di Manfredonia da febbraio 2023 è impegnata nell'accoglienza di 30 profughi afghani. Abbiamo dato loro la possibilità, attraverso l'incontro con i professori e gli studenti, di conoscere meglio la storia del paese nel quale sono stati ospitati. Credo che questa esperienza aiuti loro non soltanto a ricordare la loro storia, ma anche a ricominciare, perché il cammino di integrazione che stiamo tentando di fare con loro è proprio quello di dare a loro una nuova vita, una speranza nuova.